No. Amici di Radio.0, ben ritrovati in diretta. Siete pronti a volare con Io sono Friuli Venezia Giulia? Beh, perché è atterrato a Ronchi dei Legionari l'Airbus A320 Io sono Friuli Venezia Giulia, la nuova iniziativa presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste Airport e Ita Airways per incrementare l'incoming turistico nazionale e internazionale. Il Friuli Venezia Giulia è diventato la prima regione d'Italia a collocare la propria immagine su un aereo di Ita Airways, orgogliosa anche di utilizzare la sua flotta come veicolo di comunicazione e promozione dei territori italiani nel mondo. In arrivo da Roma Fiumicino è atterrato proprio a Ronchi dei Legionari, ma noi siamo pronti ad andare a scoprire di più anche su questa livrea di Ita Airways dedicata al Friuli Venezia Giulia, che accoglie proprio il logo Io sono FVG e il claim in inglese Everything we wish for is just a flight away, ed elementi grafici anche della regione. Ma andiamo a parlarne insieme al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme a Fabio Maria Lazzarini, amministratore delegato di Ita Airways, e Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport. Andiamo a sentire di più. Oggi presentiamo il primo aereo Ita brandizzato per una regione, ed è questa regione il Friuli Venezia Giulia. Con Io sono Friuli Venezia Giulia cerchiamo di far conoscere sempre di più il nostro territorio e le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Oltretutto non si tratta solo di una brandizzazione, ma anche la possibilità in eventi particolari di portare sull'aereo un catering specifico dei prodotti del Friuli Venezia Giulia, quindi un viaggio per il turista che viene in regione che inizia al momento del decollo e non al momento invece dell'atterraggio. Cerchiamo di rivoluzionare un po' il sistema di conoscibilità della nostra regione con una serie di campagne che facciamo a livello nazionale e internazionale, e questo aereo ne è una parte importante. Oggi abbiamo lanciato il nostro Airbus 320 con la livrea Io sono Friuli Venezia Giulia. Per noi è una sperimentazione e anche un grande piacere, ed è stata una meravigliosa scoperta lavorare con il Presidente Fedriga e con tutte le donne e gli uomini della Regione Friuli Venezia Giulia. Regione particolarmente innovativa, noi riteniamo di essere innovativi, siamo una compagnia che ha 14 mesi di vita, siamo una start-up, siamo giovani freschi e abbiamo trovato questa identità di vedute col Presidente, un nuovo modo di promuovere la Regione. L'aereo è la punta dell'iceberg, è la parte più visibile, oggettivamente anche la più bella, mi permetto di dire, della nostra collaborazione. È un aereo che da oggi pomeriggio comincia a volare in giro per l'Europa, portando il brand del Friuli Venezia Giulia, le 8 icone che rappresentano i vari turismi che questa regione offre, tutti dipinti sulla coda, ma poi c'è una partnership che si estende alla piattaforma True Italian Experience, che vende contenuti turistici anche del Friuli Venezia Giulia in 80.000 punti vendita di tour operator e agenzie di viaggio nel mondo. Si abbina a attività promozionali che prevedono anche il catering a bordo con prodotti del Friuli per promuovere anche l'enogastronomia della regione. È l'inizio di una collaborazione, non è il traguardo di una collaborazione con una regione fresca, rappresentata da un presidente estremamente innovativo con cui è stato ed è un gran piacere lavorare. La partnership con Ita Airways è un progetto non solo di incremento di collegamenti. Oggi Ita Airways, con il nostro Presidente della Regione, ha presentato anche una modalità innovativa di comunicazione, soprattutto sui mercati di incoming turistico. Il Friuli Venezia Giulia potrà promuovere le proprie eccellenze, il proprio territorio, le proprie imprese attraverso Ita Airways e questo canale di comunicazione che si chiama Italian True Experience, che collega tutti gli operatori sui mercati dove opera Ita. Quindi non è la solita classica comunicazione e promozione del territorio, ma lo si fa con delle partnership con chi opera in quei mercati, e le compagnie aeree sono quelle più adatte a essere efficienti e efficaci nella comunicazione.